Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta per questa prima edizione fatta di tantissimi episodi di cronaca, tantissimi gli aggiornamenti su tutti i fronti. Vi dico già che fra pochissimo ci collegheremo con Mestre, con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per una maxi operazione nei confronti di decine e decine di persone. Parliamo di una maxi frode, di una maxi truffa ai danni dell'Unione Europea. Fra pochissimo quindi ci collegheremo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mestre. E sempre a Mestre rimaniamo perché c'è un aggiornamento di cronaca. Sale a 22 il tragico bilancio delle vittime della strage del bus di Mestre. Era il 3 ottobre scorso, queste immagini ormai le conosciamo, fanno parte della nostra storia recente. È morta infatti una turista spagnola, Rosalía Rodríguez Méndez, di 52 anni, che si trovava ricoverata all'ospedale di Padova. Dopo 5 mesi di agonia quindi è morta questa persona che, ricorda Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, ha lottato con tenacia contro le conseguenze drammatiche dell'incidente e delle ustioni. A nome mio personale della Regione del Veneto esprimo le più sentite condoglianze ai familiari della vittima, in particolare al fratello della signora, anche lui ricoverato tra i feriti del terribile incidente, ma ha dimesso il 26 ottobre scorso. Le condizioni della signora, ha sottolineato sempre il governatore, erano risultate da subito molto critiche. Ricoverata in codice rosso immediatamente dopo l'incidente insieme ad altri 14 passeggeri, la signora spagnola è rimasta in cura a Padova per oltre 5 mesi. Dei 15 pazienti feriti resta ancora ricoverata una bambina di 4 anni, il cui decorso nel reparto di chirurgia plastica risulta regolare. E ancora Zaia, il mio ringraziamento va ai soccorritori intervenuti in quella tremenda sera e ai medici e ai sanitari che nei mesi successivi si sono occupati di tutti i feriti e dei loro familiari, comprensibilmente sotto shock. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso Zaia nei minuti scorsi. Vi dicevo di questa maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia. Venezia in questi minuti sta guardando non solo il Paese ma l'Europa intera, perché si tratta probabilmente di una delle operazioni più importanti appunto nei confronti di questi presunti appunto truffatori che gestivano fondi PNRR. Di PNRR abbiamo parlato tanto in questi anni, in questi mesi. Ebbene, c'è una maxi truffa, 22 sono gli arresti, sequestri per oltre 600 milioni di euro, non solo in Veneto ma in tutta Europa. Ci sono diversi paesi interessati, tra cui Austria e Romania. Ma facciamo così, colleghiamoci con Mestre, lì per noi ci sono Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Vediamo a che punto è la conferenza stampa. Era fino a 300.000. Allora, la norma prevedeva che per accedere a questo beneficio bisognava presentare 2 bilanci e veniva fatta l'erogazione al check, diciamo, formale da parte di Siemens, veniva fatta subito l'erogazione del 50% dell'intero importo richiesto, 50%. L'altro 50% si sarebbe stato erogato, non è mai stato erogato. Cos'è? Questo però 300.000 euro erano in parte a fondo perduto, dal 25 al 40%, e in parte finanziamento da solo agevolato, per cui in teoria andava pure restituito. Ok? Cioè su 150.000 euro in Veneto il 25% per il 40% per le imprese del sud, il 25% era a fondo perduto, non andava restituito, e il restante andava restituito ma con tassi agevolati, un piano di ammortamento in 4 anni se non ricordo male. Ovviamente la stessa cosa anche per gli altri 150.000, se li avessero ricevuti, non li hanno ricevuti,
perché sono scappati. Io mi sono perso un passaggio, però come si passa da 300 mila euro a 600 milioni? Esatto. No, allora, sono 300.000 euro, 300.000 euro, perché sono tante le imprese, tante le domande sono state fatte, e poi diciamo con i bonus edilizi e l'ACE, anche questi infatti finanziati con fondi comunitari, gli importi sono di... Cioè è un'organizzazione che noi abbiamo intercettato nella sua esistenza in occasione di questi finanziamenti, ma che era strutturata per beneficiare e approfittare di qualsiasi forma di erogazione pubblica fosse a disposizione. Quindi è partito da questo piccole due case. Allora, la conferenza stampa è in corso, gli inquirenti stanno fornendo tutti i dettagli. Io vi posso dire che nella mattinata odierna i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frode Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo Speciale Tutela Privacy, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza contenente 24 misure cautelari personali, di cui 8 in carcere, 14 arresti domiciliari e 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale, e sequestri per 600 milioni di euro, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta del procuratore europeo delegato. Quindi questa operazione parte dalla Procura europea, cosiddetta EPPO, e coinvolge tutto il territorio nazionale. Perquisizioni sono in corso in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con l'ausilio di unità cinofile, i cosiddetti cash dog. Le attività di frode allo stato delle indagini attribuite al sodalizio criminale, con il coinvolgimento di svariati prestanome e l'ausilio di 4 professionisti, hanno in una prima fase riguardato iniziative progettuali per decine di milioni di euro, finanziate a valere proprio sul PNRR, che lo ricordo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. È uno degli assi fondamentali del PNRR, questo proprio per sintetizzare al massimo. Le investigazioni hanno poi permesso di far emergere come la medesima organizzazione, utilizzando spesso le stesse società, fosse dedita anche alla creazione di crediti inesistenti nel settore edilizio, il bonus facciate per intenderci, e per il sostegno della capitalizzazione delle imprese. In questo caso l'altro strumento di cui si è parlato tanto in questi anni, l'ACE, e questo per 600 milioni di euro. Come vedete, un'operazione molto complessa che sta coinvolgendo diverse regioni italiane e anche tanti paesi europei. È una maxi operazione. Fra poco torneremo a ricollegarci con Mestre, con la nostra Ilaria Marchiori. La cronaca però, come sempre, incombe, ci riporta nel Trevigiano, in provincia di Treviso, a Monaster, per la precisione, dove c'è la nostra Marta Marangon con Alberto Pivetta, per una storia, una brutta storia che vede coinvolti dei giovani, dei ragazzi minorenni. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, una storia brutta che vede coinvolti 2 ragazzi molto giovani, minorenni, 17enni, che lo scorso febbraio, i fatti risalgono infatti alla fine di febbraio, si sono introdotti nell'abitazione di una donna, una signora anziana che vive da sola qui a Monastier. Nottetempo hanno forzato la porta di ingresso, sono entrati nella casa, hanno rubato la borsa della signora, borsa all'interno della quale c'erano diverse carte di pagamento e le chiavi della macchina. I 2 ragazzi sono quindi fuggiti con la macchina della signora, quindi ovviamente essendo tutti e 2 17enni sono pure senza patente, e sono andati a fare acquisti utilizzando le carte della signora. Sono andati in un locale, hanno effettuato delle consumazioni, hanno giocato alle macchinette e poi online hanno acquistato una PlayStation. Dopodiché ovviamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri,
che sulla base degli acquisti effettuati, quindi seguendo la traccia che avevano lasciato le carte di pagamento, sono riusciti ad arrivare agli esercizi commerciali e quindi alle telecamere di videosorveglianza degli stessi, che hanno portato quindi all'identificazione dei due ragazzi che ora sono stati denunciati. Una vicenda dunque sicuramente preoccupante, che riporta e riaccende i riflettori sul tema del disagio giovanile, delle baby gang. Qui con me abbiamo la sindaca di Monastier, Paola Moro, per parlare appunto di questo problema. Sindaco, tra l'altro due giovani che voi conoscevate, anche che erano, come dire, già attenzionati qui in comune. Beh, innanzitutto devo ringraziare i Carabinieri per questo lavoro importante di indagini che ha portato appunto a questi risultati, e in tempi rapidi anche, e quindi questo, come dire, fa capire anche il fatto che sono sul pezzo e stiamo appunto cercando di contenere i disagi. Sicuramente non va fatta nessuno sconto dal punto di vista, insomma, della comprensione a questi ragazzi, perché qui siamo su episodi gravissimi e quindi sì, va messo in atto tutto quello che serve per reprimere, ecco, questi episodi e questi atteggiamenti, ecco, nessuna comprensione, direi. Ecco, Sindaco, un episodio, dicevamo, che comunque riaccende i riflettori sul disagio giovanile e sul fenomeno delle baby gang, che ormai possiamo dire è davvero comune un po' a tutti i territori, perché episodi di questo tipo succedono nelle città più grandi, a Treviso praticamente ormai è all'ordine del giorno, ma anche nei piccoli comuni, come ad esempio Monastieri in questo caso. In questo caso l'episodio si è svolto a Monastier, non sono ragazzi, insomma, prettamente di Monastier, però ecco, noi stiamo lavorando moltissimo sulle politiche giovanili, sull'educazione, sui progetti, stiamo mettendo anche parecchie risorse, però qui chiaramente siamo oltre, ecco, e qui l'appello va fatto anche alle famiglie, anche una sana, come dire, un sano contenimento, un sano controllo di dove vanno, perché questi ragazzi minori erano fuori a ore, diciamo, nelle prime ore del mattino, insomma, dopo essere stati fuori tutta la notte. Io mi chiedo, insomma, le famiglie se riescono a controllare questi atteggiamenti, questi comportamenti, già si fa un certo tipo di lavoro. E chiaramente quindi deve essere un lavoro di squadra, famiglie, ente locale, scuola, e per far capire, insomma, che purtroppo gli atteggiamenti, quando sono oltre, queste non sono ragazzate, sono fatti gravissimi e vanno repressi. Siamo in presenza, ecco, forse la cosa che è cambiata è che siamo in presenza di minori, però voglio dire, l'atteggiamento è piuttosto grave, insomma, ecco. Ecco, perché immaginiamo, qui non si tratta solo di una bravata, no? Si tratta di un fatto ben più grave, anche perché tra l'altro questi ragazzini sono entrati nell'abitazione della signora forzando la porta in piena notte, come dei veri e propri criminali. Sì, siamo in presenza di reati gravissimi e quindi devono rendersene conto, anche le famiglie devono rendersene conto, perché questo fa scaturire anche tutta una serie di, non solo appunto sotto l'aspetto educativo di dubbi e di perplessità, ma anche sotto l'aspetto proprio, anche, voglio dire, doversi prendere un avvocato, e anche sotto l'aspetto, insomma, economico ha un impatto forte sulla famiglia. Quindi è bene prevenire, è bene lavorare in anticipo, e lo dico a tutti, perché a volte siamo in presenza anche di ragazzi, di famiglie cosiddette per bene, ecco, quindi è bene, insomma, prendersi in carico anche come passano il tempo i nostri ragazzi. Grazie allora a Paola Moro, sindaca di Monastier. Restituisco la linea allo studio. A te.
Marta, ti ringrazio davvero, a te Alberto Pivetta e alla sindaca Paola Moro per questo ennesimo episodio che vede protagonisti dei ragazzi, in questo caso dei ragazzini, dei minorenni. Noi adesso andiamo a Padova per un'altra brutta storia, una storia di violenza ai danni di una ragazza, una 32enne senegalese è a processo per stupro. Violentata dopo aver trascorso una serata al Pride, la vittima è una 23enne cubana che lo scorso 29 giugno ha denunciato di essere stata stuprata da un 32enne senegalese, suo amico, con cui aveva trascorso una serata. La giovane ha raccontato di aver bevuto alcolici e quando ha ospitato in casa della sorella Kadoneg, il 32enne, è stata costretta ad avere con lui rapporti sessuali per tutta la notte. L'uomo avrebbe approfittato dello stato di incapacità della ragazza di difendersi. La giovane il mattino seguente ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno ritenuto credibile il suo racconto. Il 32enne senegalese è comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari. Con il rito abbreviato il pubblico ministero ha chiesto uno sconto di pena da 4 anni. La sentenza è prevista per il 17 aprile. Rimaniamo nel Padovano, andiamo a Trebaseleghe dalla nostra Chiara Gaiani. Purtroppo ci sono brutte notizie per quanto riguarda l'incidente di Pasquetta che ha coinvolto, come sapete, una coppia di giovani, lei gravissima. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Purtroppo non ce l'ha fatta la donna di 33 anni, Valentina Urli, coinvolta nel grave incidente accaduto la mattina di Pasqua in corso Stati Uniti a Padova. Dopo alcuni giorni in terapia intensiva, quando già le sue condizioni erano disperate, si è spenta nella notte. Ricordiamo che la giovane donna portava in grembo una bambina ed era al 5° mese di gravidanza. Una tragedia piombata nella comunità di Trebaseleghe, dove la donna con il compagno si erano trasferiti da poco tempo, lei da qualche anno, lui da qualche mese, e nel municipio che vedete alle mie spalle. Tra l'altro Trebaseleghe è in festa in questi giorni perché sabato ci sarà la dichiarazione di città per questa comunità. È piombata questa tragica notizia. Qui l'11 maggio il sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia, avrebbe dovuto sposare i 2 ragazzi. Alla guida dell'auto il compagno di Valentina Urli. L'auto coinvolta in questo tragico incidente erano circa le 9:30 di domenica mattina. Sta indagando la polizia locale, che poi farà un'informativa alla procura di Padova. Ovviamente potrebbero cambiare le cose, la morte di Valentina potrebbe anche aggravare tutto il fascicolo costituito relativo a quanto accaduto. 2 giovani che stavano vivendo dei momenti molto felici. Allora io ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Qui vi lascio al servizio che la redazione di Padova ha preparato su quanto accaduto in questi terribili giorni. L'ultima speranza per Valentina Urli, la bambina che portava in grembo da 5 mesi, si è spenta nella notte. È stata dichiarata la morte cerebrale della giovane donna coinvolta domenica mattina in un tremendo incidente stradale in corso Stati Uniti a Padova. La 33enne, originaria di Udine ma residente a Trebaseleghe, era in auto con il compagno Giulio Stoppa. Insieme stavano andando dalla famiglia di lui ad Adria per il pranzo di Pasqua. All'improvviso il veicolo all'altezza della rotatoria tra corso Stati Uniti e via Messico è sbandato, finendo contro il guardrail. Le condizioni della 33enne futura mamma sono parse fin da subito disperate. Per giorni ha lottato nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera. La polizia locale di Padova è intervenuta sul posto per i rilievi, sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dell'auto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. Unico testimone il 28enne, compagno della donna e padre della bimba che lei portava in grembo. La coppia si doveva sposare a maggio. Nei loro profili social le foto sorridenti dei momenti felici insieme. Così dunque a Trebaseleghe. Noi adesso andiamo a Vicenza per un'altra storia, l'aggressione da parte di un balordo ai danni di un'anziana perché si è rifiutata, pensate, di offrirgli l'elemosina, ma ci racconta tutto la nostra Luisa Bertini.
Siamo in via Bedeschi, dove ieri sera, proprio al di fuori del supermercato che ho alle spalle, si è consumata un'aggressione ai danni di una signora anziana. Un malvivente le chiedeva l'elemosina, questa signora si è rifiutata, il malvivente le ha strappato dalle mani il bastone e l'ha picchiata con il bastone. Sono in compagnia di uno dei residenti che ha assistito alla scena comunque a pochi minuti dopo. Sì, stavo uscendo con il cane e ho trovato la signora che l'ambulanza la stava caricando nel lettino, sangue per terra. Mi hanno raccontato appunto cosa era successo. Purtroppo non è il primo episodio che questa persona che staziona qui tutti i giorni commette. È già stato denunciato dal condominio, da me. Mi ha inseguito una volta all'interno del supermercato e ha cercato di rompermi una bottiglia in testa. Noi viviamo nel terrore con questa persona che a volte è lucida, ma quando beve si comporta in questa maniera. Addirittura voi avete predisposto il condominio con delle reti, con la vigilanza privata, voi condomini? Sì, siccome ci stalkerizza, per cui non riusciamo più a entrare neanche dalla porta senza essere insultati e aggrediti, e abbiamo fatto una recinzione del condominio di tutta quest'area. Abbiamo assunto una guardia privata per un periodo perché lo tenesse lontano da questa zona. Poi quando la guardia ha smesso perché non veniva più, lui è ritornato e ha ripreso. La questura l'ha già portato 3 volte in un centro per il rimpatrio, ma lui ogni volta torna ed è più cattivo del solito. Non è possibile vivere in questo modo a casa propria, nella propria residenza. Ecco, l'avete sentita, questa è la rabbia dei residenti. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine. Ieri l'intervento immediato della questura ha canalizzato le immagini di videosorveglianza. L'uomo è stato intercettato e portato appunto in questura. Questo il racconto di Luisa Bertini con Simone Squarcina per la parte tecnica. Così dunque a Vicenza un fatto gravissimo, ancora una volta vittima un'anziana. È sempre un'anziana, è la vittima di quanto è stata la vittima di quanto successo nelle scorse ore a Treviso, in via Bottenigo. Ancora una truffa con la scusa dell'incidente a un figlio. Vittima, pensate, una novantenne che vive per l'appunto in centro, nel capoluogo della Marca. L'anziana riceve una chiamata, dall'altro capo del telefono un uomo le dice che la figlia ha appena avuto un incidente mentre stava attraversando la strada e le dice che ha bisogno di soldi per aiutarla. Pochi minuti e 2 giovani suonano al campanello di casa della signora, che spiega di non aver soldi con sé. A quel punto le viene chiesto di dare qualcosa di valore. L'anziana, preoccupata per le condizioni della figlia, consegna delle collanine in oro ai 2 che poi si allontanano. Un episodio, lo vedete, che è stato denunciato sui social dalla consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto. Ho voluto scrivere quanto successo, spiega, per mettere in allerta i tanti anziani che vivono in via Botteniga e come sapete è una delle truffe più comuni, questa, proprio ai danni degli anziani, la truffa del figlio morto o comunque grave ferito in un incidente stradale, una truffa davvero odiosa. E noi ritorniamo nel Padovano per la cronaca. Tra l'altro torneremo a collegarci con Mestre per quella maxi operazione della Guardia di Finanza, però appunto prima nel Padovano per l'ennesimo caso di maltrattamenti. È accaduto la scorsa notte nella zona dell'Arcella, dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un 55enne. Entrati in casa, i militari hanno trovato la moglie e le figlie piccole rinchiuse terrorizzate in bagno. Era barricata in bagno con le figlie minorenni. La donna, che nel cuore della notte, dopo essere sfuggita al marito violento, ha composto con mano tremante il 112. Capita la gravità della situazione, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Padova si sono precipitati nell'abitazione della famiglia in zona Arcella. Maltrattata dal marito tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, la donna ha raccontato quanto era avvenuto. Per il marito, un 55enne moldavo, è scattato l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, divenuto arresto in flagranza per resistenza, perché durante il trasporto nella gazzella dei carabinieri il 55enne ha dato in escandescenze, causando danni all'abitacolo del veicolo.
E noi ritorniamo a Treviso, dove fa discutere e preoccupa anche un'interdittiva antimafia che è stata emessa nelle scorse ore dalla Prefettura. Attività sospesa per legami con l''ndrangheta. La Prefettura di Treviso ha emanato un'interdittiva antimafia, è la prima del 2024 nei confronti di una ditta individuale gestita da un nordafricano di 36 anni, nato in Calabria ma residente a Treviso. L'attività era stata segnalata dal Comune di Treviso, che aveva inviato una richiesta per il rilascio dell'autorizzazione antimafia. L'uomo, operante nel commercio online di auto e moto nuove ed usate, è risultato vicino all''ndrangheta operante in Trentino Alto Adige. È risultato anche avere una condanna per spaccio. L'interdittiva emessa dalla Prefettura di Treviso comporta la sospensione e la revoca della licenza. L'ultima in ordine di tempo, quella adottata nei confronti di un'impresa trevigiana operante nel settore dell'armamento ferroviario, la Cenedese di Silea. Nel 2021 la Prefettura di Treviso aveva bloccato i lavori alla scuola primaria Dumilani per sospetta infiltrazione mafiosa in un appalto del Comune. Appalto da 1.260.000 euro che la società trevigiana LM Group aveva ottenuto grazie ad un ribasso d'asta di oltre il 20%. Vi do un'ultima ora di politica, la possiamo apprendere dall'Ansa.it, respinta la mozione di sfiducia contro la ministra Santanchè, l'aula di Montecitorio praticamente deserta, riporta l'agenzia Forza Italia, noi garantisti, Fratelli d'Italia, ci sarà un voto compatto della maggioranza, Lega contro la ministra, un tribunale senza contraddittorio. Ieri era stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del vice premier, ministro alle infrastrutture Salvini, per la questione, lo sintetizzo così, della Russia. Quindi l'Aula ha respinto anche la mozione di sfiducia contro la ministra Santanchè. Sapete, il caso è quello di Visibilia, che tanto sta facendo discutere, di cui sentiremo ancora parlare. Allora, noi ritorniamo a Mestre, al comando provinciale della Guardia di Finanza, per questa maxi operazione. Colleghiamoci e poi dovrebbe prendere la parola nel proseguo di questa prima edizione anche la nostra Ilaria Marchiori. Se non ci sono altre domande... E ce ne sarebbero che non ci sono. No, gli altri da chiedervi i nomi degli arrestati. Saranno interrogati? Quindi viene fatto da Roma, cioè è il Tribunale di Roma che ha messo le misure e quindi gestisce anche tutta la parte degli interrogatori? Sì, si può vedrà durante l'indagine. Secondo me quella cosa, per concludere, non lo so, è quella cosa forse con cui si può concludere, quindi, ripeto, questa mi sembra un bel esempio di collaborazione proprio nella tutela dei soldi pubblici, in particolare dei soldi europei, perché il mandato di EPPO specifico è quella che si chiama la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea. No? Gli interessi finanziari dell'Unione Europea sono, in parole povere, diciamo così, i soldi europei che vengono dati nell'interesse di tutti, quindi in un certo senso sono soldi nostri come cittadini europei, sono i soldi di ciascuno di noi. La tutela degli interessi finanziari dell'Unione va a beneficio di tutti i cittadini dell'Unione e anche al di fuori dell'Unione per l'utilizzo corretto, diciamo, che ne viene fatto e che quindi dà beneficio alla comunità. Quindi in questo senso rimarchiamo ancora una volta bella collaborazione tra EPPO e la Guardia di Finanza in questa materia, nella tutela dei fondi dell'Unione Europea, e ci saranno altre occasioni anche. Quindi vi ringraziamo. Grazie. Ecco, siamo arrivati giusti per le dichiarazioni finali. Vedo che Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio in questi attimi sta raggiungendo gli inquirenti, anche il procuratore
europeo per questa operazione. Ve ne ho parlato anche prima, molto complessa, della Guardia di Finanza, con i vari nuclei operativi sparsi in tutta Italia, non solo in Italia, diversi i paesi coinvolti. Ci sono sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro, una cifra davvero mastodontica, di fatto un sistema oliato per avere contributi comunitari a valere proprio sul PNRR, che come sapete è questo grande strumento di finanza pubblica di derivazione comunitaria che era stato approvato sull'onda lunga del Covid proprio per far ripartire l'economia. Vedo che appunto Ilaria sta raggiungendo gli inquirenti che si stanno posizionando per le dichiarazioni, quelle sintetiche a uso e consumo delle televisioni. Allora sentiamo, forse riusciamo a ricollegarci. Sentiamo. Diciamo qual è il ruolo dell'EPPO, la salvaguardia dei soldi europei, e in questa operazione la collaborazione con la Guardia di Finanza va proprio in questa direzione? Sì, EPPO è un ufficio che è operativo da circa 3 anni e ha il suo mandato proprio nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, cioè nel verificare che il bilancio dell'Unione Europea riceva correttamente le entrate che deve ricevere e che i soldi che l'Unione Europea distribuisce siano spesi correttamente. Quindi le indagini di EPPO sono focalizzate specificamente su questi aspetti e in Italia ovviamente un partner privilegiato delle indagini di EPPO è la Guardia di Finanza, che è un tipo di polizia finanziaria direi unica in Europa e che insomma posso dire tutta l'Europa ammira e ci invidia. Insomma. Nello specifico come si è svolta questa indagine in collaborazione con la Guardia di Finanza? Si è svolta appunto da degli spunti iniziali che sono stati analizzati ed elaborati dalla Guardia di Finanza, che poi ha informato il procuratore europeo delegato di EPPO, e da lì è stata aperta l'indagine che si è svolta secondo quello che prevede la normativa EPPO, cioè l'indagine in Italia si svolge per le attività da compiere in Italia secondo la normativa italiana. C'è stato poi bisogno di compiere alcune attività all'estero, quindi si sono usati gli strumenti normativi che la normativa europea prevede per le indagini in stati diversi da quello in cui opera il procuratore che conduce l'indagine, sempre ricordando che EPPO è un ufficio europeo unitario, quindi non si parla più di autorità di stati diversi, ma si parla di colleghi del medesimo ufficio, anche se di nazionalità diverse. Nel dettaglio che cosa avete scoperto, tanto per far capire? Una serie di attività che tendevano a ottenere dei fondi europei senza giustificazione, quindi una rete di società che era stata costituita a questo fine, e quindi fondi europei che venivano asseritamente, ovviamente stiamo parlando di livello di indagine, però secondo quello che si è potuto verificare finora, che venivano sottratti alla finalità per i quali avrebbero dovuto essere destinati, insomma, quindi una sottrazione di fondi europei al loro scopo naturale, diciamo così. Grazie. Grazie a voi. Facciamo? Sì, e dopo di nuovo. Eccoci qua, avete sentito, parliamo di una maxi truffa, probabilmente solo nelle prossime ore capiremo la portata di questa operazione anche a livello comunitario, perché si tratta di una delle cifre più alte mai sequestrate a livello preventivo in tutta Europa, quindi la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle veneziane si sono mosse su disposizione di EPPO, che è la Procura europea. Sentiamo, vediamo se riusciamo ad aggiungere nuovi dettagli, sempre Marchiori. Sì, allora, le due società sono state un po' l'input di questa attività, partendo da un monitoraggio ad ampio spettro con riferimento a tutti i soggetti beneficiari di questi fondi PNRR che, come è stato detto, servivano per sostenere le varie imprese alla internazionalizzazione.
Partendo proprio dai soggetti che gestivano queste due imprese, gestivano anche forse inesatto, nel senso che utilizzavano strumentalmente queste imprese per ottenere questi benefici, ci si è reso conto di trovarsi di fronte a una vera e propria organizzazione, almeno allo stato attuale delle indagini, pronta a beneficiare, ad approfittare di tutte le provvidenze pubbliche che venivano previste a livello normativo, quindi erano pronti e camaleonti nel predisporsi a ottenere questi tipi di erogazioni pubbliche. Ecco, sì, direi imprenditori non nel senso classico, perché non c'è nessuna impresa sottostante, ma persone diciamo strutturate in maniera, direi, sistematica, per quello che abbiamo visto fino ad ora, a ottenere finanziamenti pubblici. Di quante persone parliamo? La misura è stata emanata dal GIP del Tribunale di Roma per 23 soggetti. Stiamo parlando di 8 misure cautelari in carcere, 14 ai domiciliari e 2 misure interdittive, nei confronti ovviamente di professionisti che si è ritenuto potessero avere un ruolo di facilitatori. Rientriamo nuovamente, poi torneremo a collegarci con la nostra Ilaria Marchiori, che ringrazio per quello che sta facendo, e noi andiamo avanti con la cronaca. Ritorniamo alla giornata di ieri, una giornata di lutto, di commozione per tutta la comunità clodiense. A Chioggia i funerali della famiglia che era morta nel rogo della propria abitazione. E lutto cittadino oggi a Chioggia, più di 1000 le persone sedute con compostezza e rigoroso silenzio al capannone dell'ortomercato di Brondolo per l'ultimo saluto alla famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel tragico rogo di casa nella notte della Domenica delle Palme. All'interno del capannone le 3 bare, una accanto all'altra, tutte identiche con le stesse rose, bianche per Gianni, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni, e il loro figlio Davide, 27 anni. In disparte, prima in piedi in un angolo, poi seduto in prima fila, l'altro figlio della coppia, Fabio. Era stato lui a proporre il capannone come luogo per le esequie dei suoi familiari, visto il forte legame del padre con il territorio clodiense, in particolare con il mondo agricolo e della ristorazione. A celebrare l'omelia il vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. I volti e le storie di Gianni, Isella e Davide ci hanno accompagnato lungo tutta la settimana santa. Il dramma della passione e della morte di Gesù li abbiamo vissuti con loro, abitati dal dolore di Fabio e degli altri familiari. Commovente e molto partecipato il ringraziamento del vescovo Dianin a quanti hanno cercato di mettere in salvo la famiglia con coraggio e amore gratuito, dice. E con tanta generosità hanno chiamato, si sono attivate, hanno cercato di raggiungere con una scala il piano superiore, ma era troppo tardi. Vogliamo tutti dire un grande grazie a queste persone per il loro coraggio, un segno grande di amore gratuito alla vita. Dall'altare anche la commozione degli amici di Isola Verde del camping nel ricordo di Davide, nel cercare di dare conforto all'unico superstite, il fratello Fabio. È sempre stata una persona che non ha mai chiesto niente e che ha dato tutto a tutti. È stata una persona che ha messo a disposizione le sue risorse, i suoi spazi, casa sua, ci ha aperto le porte di casa sua. Esequie anche con le alunne della quinta E di Luisella e con il pianista fuori posto Paolo Zanarella, amico della famiglia, e con tante autorità e il sindaco. Una comunità riunita e sappiamo, insomma, una tragedia che ha colpito non solo purtroppo la famiglia loro, ma un'intera città.
Veniamo agli scontri di Bologna dei giorni scorsi che hanno riguardato anche degli agenti di polizia padovani, con i sindacati proprio della polizia che lanciano un allarme preciso. Sono 10 i poliziotti padovani rimasti feriti a Bologna durante gli scontri al parco Don Bosco. Momenti di tensione si sono verificati ieri mattina tra i poliziotti che stavano presidiando l'area transennata del cantiere della scuola Besta e circa 200 attivisti di comitati cittadini e gruppi antagonisti. Questi ultimi hanno opposto resistenza fin dall'ingresso degli operai della ditta incaricata dei lavori. Il bilancio vede feriti 4 poliziotti del reparto mobile di Bologna, 10 di Padova, un carabiniere e un agente della Digos della città felsinea. I sindacati di polizia si schierano a difesa dei colleghi, ricordando che non si può arrivare alla considerazione che i poliziotti operino come dei buttafuori da strada. Bisogna eliminare, dicono, il rischio del contatto fisico diretto nella tutela di tutti. Quanto accaduto ieri è semplicemente l'ennesima dimostrazione di quanto sia difficile in questo momento gestire l'ordine pubblico in questo Paese. 10 operatori del reparto mobile di Padova feriti sono l'ennesima dimostrazione di quanto il prezzo che la Polizia di Stato attraverso i propri poliziotti paga sia un prezzo troppo alto e insostenibile. Servono misure concrete, servono misure urgenti, perché il poliziotto non può essere considerato un buttafuori da strada, non può occuparsi di risse e di contenziosi che portano ad ogni tipo di evento di ordine pubblico il poliziotto all'ospedale. Bisogna fermare questo circolo vizioso. Questo circolo vizioso è un danno per l'economia di questo paese, per i contribuenti, ma è un danno per le famiglie e per i poliziotti stessi che sono chiamati a dover far rispettare l'ordine e la sicurezza pubblica. Così dunque a Padova i sindacati di polizia. Io vi mostro la schermata di Treviso Today che ci aiuta a fare un po' la sintesi della giornata, almeno per la Marca trevigiana. Il furto in casa Monaster, la fuga con l'auto e lo shopping con la Postepay, questi 17enni che sono stati individuati nei guai, che sono entrati nella casa di un'anziana a Monaster, hanno prelevato la carta e che cosa volevano fare? Volevano comprarsi la PlayStation. 2 giovani di buona famiglia anche, e all'inizio di questa diretta ci siamo collegati con Marta Marangon che si trovava proprio a Monaster con la sindaca Paola Moro. Poi un altro caso sul quale appunto sta lavorando la nostra Edi Caliman a Conegliano, alla macelleria Le Mannaie, con il macellaio che ha sorpreso il ladro che rovistava in cassa. Anche questa è una storia che vi racconteremo nelle prossime edizioni. Suo figlio ha avuto un incidente, 90enne consegna al truffatore oro e gioielli. Anche questa è una notizia che vi abbiamo dato prima. Lanciare l'alert sui social la consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto. La truffa del finto incidente che sta colpendo tantissimi anziani in tutto il Veneto, e poi appunto la maxi truffa sui fondi PNRR, 23 arresti della Guardia di Finanza. C'è anche un trevigiano, riporta Treviso Today. Adesso cambiamo location, cambiamo scenario, uno scenario solo apparentemente idilliaco, quello dell'altopiano di Asiago, dove continuano le predazioni del lupo e dove il lupo fa paura, è tornato tra le case e continua a fare danni. Sharon Di Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. L'ho detto tu, torna il lupo in altopiano, tornano le predazioni, ma soprattutto tornano i lupi vicino alle case. Sono in compagnia di Alberto Rigoni, allevatore. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo l'altra notte? Allora, l'altra mattina sono venuto come ogni mattina qui a dare un po' di mangime alle caprette, che le teniamo qui per gli ospiti dell'agriturismo, e non le ho viste. Poi sono entrato e ho trovato alcuni brandelli, e da lì ho capito che era stato il lupo che ne aveva mangiate.
notte. Me l'aspettavo un po' che potesse succedere, però speravo sempre che non accadesse mai. Avevate messo comunque delle travi in legno per cercare di barricare il recinto, ma non è servito perché i lupi l'hanno spostato letteralmente. Sì, avevamo messo, questo recinto era abbastanza sicuro, aveva delle travi in legno sotto, quindi non potevano in teoria toglierle, invece sono riusciti a toglierle e a scavare sotto la rete, sono entrati e le hanno mangiate, hanno lasciato solo alcuni brandelli. Ecco, queste erano un po' la mascotte dell'agriturismo e mi è stato un grande dispiacere anche per i nostri clienti, tutti quelli che le conoscevano, quelli che vengono in ferie ogni anno da noi. Ecco. Queste le caprette, ma mi diceva che poco tempo fa hanno cercato di uccidere anche un asino che è arrivato proprio sotto casa vostra e siete riusciti a salvarlo. Com'è andata? Sì, avevamo anche un asino qua, dei cavalli, anche quello abbiamo dovuto portarlo dentro di notte, adesso l'ho portato in pianura perché qui è impossibile tenerlo fuori alla sera, perché ogni sera abbiamo qua i lupi che lo aggrediscono. Lui è riuscito a salvarsi perché è venuto sotto le finestre della camera a svegliarmi e siamo riusciti a salvarlo. Ecco. Cristian, però grazie alle immagini di Alessandro Costacurta vi faccio vedere una cosa, un'impronta di un lupo, perché noi non ce ne rendiamo conto così quando raccontiamo di questi animali, però se Alberto ci fa vedere vicino l'impronta alla mano capiamo la grandezza di una zampa di un lupo, quanto sono grandi questi lupi. Guardate l'orma che grande, infatti è grandissima. Quanti sono questi lupi qui in zona? Perché da quello che mi avete raccontato ormai sono proprio residenti, cioè proprio sono qui, continuano a passeggiare lungo tutta la collina. Da dove vengono questi lupi? Dove stanno? Ma secondo me, come mi hanno raccontato i vicini che li hanno visti l'altra mattina alle 6, è un gruppo di 9 lupi, sono di grosse dimensioni e questi qua, non essendo nessuno che le dissuade da venire qui vicino alle case, quindi questi scorazzano dove vogliono, sono confidenti e quindi predano vicino alle case. Il problema adesso è che anche di giorno si vedono i lupi vicino anche agli animali. Anche di giorno alcune volte si vedono vicino a questi animali. Io sono preoccupato anche da allevatore perché fra un paio di mesi comincerà la stagione monticatoria e abbiamo degli animali di piccola taglia, le vitelle, che devono andare in alpeggio per imparare, per poi andare alle grandi. E non sappiamo quante ne portiamo, non sappiamo quante ne portiamo a casa, ecco, perché ogni anno ci sono queste predazioni. Lei non è solo allevatore, è anche titolare di un agriturismo qui e sta per iniziare la stagione turistica e, come mi diceva prima, ha paura, Cristian, che d'estate con i turisti che ci sono, che magari la sera possono passeggiare anche con un animale domestico, possono essere attaccati dai lupi. Beh, questo sì, può succedere, specialmente quelli che hanno magari i cani. Questa è una grossa limitazione che abbiamo alla nostra libertà di abitare in altopiano. Ecco, il lupo è un problema, hanno creato un problema, hanno speso un sacco di soldi per creare un problema. Invito le istituzioni a recarsi in altopiano e a trovare una soluzione a questo problema lupo e non ascoltare tutti questi ambientalisti che probabilmente lo vogliono, ma lo vogliono a casa nostra, non a casa loro. Questo è il nostro problema. Insomma, c'è bisogno di un tavolo di confronto tra tutti, tra tutte le parti, corretto? Certo, c'è un bisogno di questo tavolo e decidere, perché sono anni che ci prendono in giro, che si vuole monitorare il lupo, fare tutte queste cose, un sacco di incontri, ma alla fine di pratico non si fa niente. Però in effetti i progetti ci sono stati, però forse, come dice lei, non hanno funzionato, questo è il punto. Questi progetti hanno funzionato per chi ha fatto le relazioni, chi ha fatto gli incontri e tutte queste cose. A noi non è venuto niente, loro hanno mangiato con i soldi di questa operazione e noi invece abbiamo avuto solo i danni e ci danno qualche risarcimento irrisorio per poter continuare, ma noi non interessa il risarcimento, ci interessa poter continuare il nostro lavoro, ecco, non dover andare via da fare. Noi siamo amanti di questo lavoro e quindi non vogliamo andare via dall'altopiano perché ci sono i lupi. Grazie, l'avete sentito, Cristian, un'opinione forte, quella dell'allevatore Alberto Rigoni. Io vi saluterei guardando ancora una volta l'orma del lupo. A te la linea, Cristian, ciao. Grazie davvero Sharon, a te Alessandro Costacurta e al tuo ospite Alberto Rigoni, che ha lanciato un messaggio preciso alle istituzioni dicendo: noi sull'altopiano vogliamo
rimanere e il lupo è un problema. Noi ritorniamo al Padovano e alla cronaca per una rapina in supermercato. Ha minacciato e spintonato la direttrice del supermercato Ins di Piazza Mazzini, siamo a Padova, mentre cercava di scappare dopo aver rubato dei generi alimentari. Un 27enne del Gambia è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri allertati dal personale del discount. Il giovane straniero, bloccato mentre cercava di superare le casse con la merce rubata nascosta nello zainetto, ha spintonato la direttrice. I militari dell'Arma lo hanno fermato e arrestato. Torniamo alla giornata di ieri. La giornata di ieri è stata una giornata di mobilitazione in Polesine, in via Santa Caterina a Rover di Cre, per l'incendio divampato nel capannone di un'azienda che alleva maiali. Intossicato un dipendente, 200 gli animali morti. I pompieri accorsi da Rovigo con 2 squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato oltre metà della struttura interessata dalle fiamme divampate da un bruciatore interno all'azienda. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme e salvare un centinaio di animali. L'uomo rimasto intossicato è stato assistito dal personale sanitario del SUEM, accorso sul posto, presente sul luogo il personale dello Spisal e la Polizia di Stato. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti tutto il giorno, e poi c'è il tema appunto di questi 200 animali morti. Così dunque nella giornata di ieri, una giornata, vi dicevo, di mobilitazione in Polesine a Rover di Cre. Allora, prima di andare in pubblicità, ritorniamo su un altro fatto di cronaca che aveva creato non poca preoccupazione, un orrore, una mattinata di autentica follia. Travolse e uccise un ciclista, rapinò 3 automobiliste e speronò un'auto dei carabinieri intervenuti per bloccarlo. Steve Quintino sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica. Aveva seminato il terrore fra Riese e Unai di Fonte, rubato 3 auto, sfrecciato a folle velocità lungo la strada. Aveva travolto ed ucciso un ciclista, Mario Piva, 67 anni, che stava andando a trovare la figlia in bicicletta. Poi aveva speronato l'auto dei carabinieri che stavano cercando di bloccarlo. Steve Quintino, 20 anni, condannato in primo grado a 12 anni per omicidio stradale, rapina e duplice tentato omicidio, ora verrà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo sostanzialmente i motivi del ricorso presentato dal legale del giovane, l'avvocato Paola Miotti. Per la difesa, il ragazzo era incapace di intendere e volere al momento del fatto. Il giudice nella scorsa udienza non aveva accordato a Quintino la semi-infermità mentale. L'incarico verrà conferito il prossimo 23 aprile ad un medico del REMS di Nogara, struttura in provincia di Verona. Perizia che dovrà stabilire se il giovane fosse capace di intendere e volere quel tragico giorno del 1 ottobre 2022 e anche se sia capace di stare a processo. Quintino ha un padre gravemente schizofrenico, sindrome mentale che di fatto può trasmettersi per via ereditaria. Per il perito della difesa, il 20enne avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni. L'avvocato Miotti nel ricorso non solo ha argomentato che la schizofrenia è ereditaria, ma ha anche sottolineato che combinata con l'assunzione di marijuana, il giovane aveva assunto stupefacente, può creare una psicosi da delirio allucinante. Ritorneremo in diretta fra brevissimo. Io vi ricordo la notizia che vi ho dato in apertura, poi ci ritorneremo. È morta la turista spagnola ricoverata dallo scorso 3 ottobre all'ospedale di Padova, la strage del bus di Mestre. Zaia dice: abbiamo sperato fino all'ultimo. Aveva 52 anni, con lei era rimasto ferito anche il fratello, che poi era stato dimesso il 26 di ottobre. E poi l'incidente di Pasqua. Valentina è morta, ci siamo collegati poco fa con la nostra Chiara Gaiani. Purtroppo è il giorno del dolore, dopo l'angoscia e l'apprensione sono stati donati gli organi di questa donna che era incinta di 5 mesi. Fra pochissimo, ecco, la vedete, è già pronta la nostra Ilaria Marchiori, pronta a collegarsi da Mestre, ma un minuto di pubblicità e poi andiamo da Ilaria Marchiori.
Di nuovo in diretta, giovedì 4 aprile, tutti gli aggiornamenti da nord-est. Ripartiamo da Mestre per quella che è la notizia del giorno, non solo in Veneto, se ne stanno occupando anche tutti i media nazionali ed europei. Una maxi operazione della Guardia di Finanza, parliamo di una maxi frode ai danni dell'Unione Europea. Adesso è pronta la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio dal Comando Provinciale di Mestre. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. E infatti siamo proprio qui insieme al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, Giovanni Salerno. Come dicevi tu, una maxi frode, ma soprattutto una sinergia tra la Guardia di Finanza e la Procura Europea. Un'indagine importantissima e che, possiamo anche dirlo, comandante, fa lustro proprio al nostro Paese anche nella sua specificità. Assolutamente, questo consegue anche a una certa idea che il nostro Paese sia un Paese dove vi sono frodi, vi sono situazioni fraudolenti. Forse va cambiata anche la prospettiva e spiegare che nel nostro Paese si fanno attività investigative anche grazie a forze di polizia altamente specializzate, come nel caso della Guardia di Finanza, ma diciamo in genere, che consentono di scoprire queste frodi. Detto questo, questa indagine fatta con la Procura Europea è molto importante per i numeri, per l'ammontare di somme che sono sottoposte a sequestro. È importante perché evidenzia il ruolo importante della Procura Europea, che è un organismo giudiziario di recente costituzione, nasce e opera da giugno 2021, si occupa di tutelare gli interessi economico-finanziari dell'intera Unione Europea e in questo caso ha avuto la competenza in quanto le somme di cui noi ci siamo occupati erano somme ambito fondi PNRR. È stata un'indagine che è partita da un'attenta analisi, un attento monitoraggio dei finanziamenti erogati alle imprese qui in Veneto nell'ambito della missione che favorisce l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sui mercati esteri. E siccome uno dei presupposti per poter beneficiare di queste somme era la presentazione di bilanci di un paio di esercizi, incrociando questo tipo di informazioni con le varie banche dati di cui disponiamo, è emersa un'incongruenza tra i dati contenuti in questi bilanci presentati all'interrogatore con i bilanci invece presentati in Camera di Commercio o anche con i dati che a noi risultavano dalle dichiarazioni dei redditi. Esemplificando, nei bilanci presentati presso l'interrogatore veniva indicato degli ammontari di fatturato a testimonianza della vitalità e della forza di quell'impresa, e dall'altra parte invece abbiamo individuato la mancanza addirittura delle dichiarazioni dei redditi, quindi non c'era corrispondenza. Questo ci ha fatto accendere il faro. Siamo partiti da queste situazioni per poi arrivare a individuare una, per noi ovviamente presunta, organizzazione che era particolarmente duttile a muoversi nel sfruttare le varie opportunità, quindi come in questo caso non soltanto finanziamenti, fondi PNRR, ma anche per esempio i bonus, il super bonus, il bonus, altre tipologie di bonus edilizi che si trasformavano in crediti fiscali fittizi che ovviamente danno un'utilità perché consentono di abbattere il livello impositivo. Comandante, non si tratta di imprenditori veri e propri, ma potremmo definirli comunque imprenditori della truffa. Hanno utilizzato addirittura l'intelligenza artificiale. Esatto, non sono imprese vive, imprese che operano, ma si tratta di una predisposizione, di un involucro di società sulla carta, quindi ovviamente supportata da documentazione che doveva giustificare l'erogazione del finanziamento. In quest'ottica, siccome la produzione è stata seriale e anche il livello dei documenti da produrre doveva essere tale da evitare controlli, l'utilizzo di software specializzati sicuramente è stato tra i mezzi utilizzati da questi soggetti.
Un'indagine molto complessa e articolata, come avrete avuto modo di comprendere, iniziata a ottobre 2022. Ulteriori dettagli poi ve li forniremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ringrazio il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, Giovanni Salerno. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. E io ringrazio te e il tuo ospite, Ilaria Marchiori, ringrazio anche Sandro Ponchio per la parte tecnica, lo avete capito, lo stiamo dicendo da più di un'ora, una maxi operazione di cui vedremo e capiremo l'effettiva portata soltanto nelle prossime ore, coinvolge tante regioni d'Italia, coinvolge diversi paesi, lo ripeto, oltre a 22 persone arrestate ci sono ben 600 milioni di euro sequestrati in via preventiva. Questo per darvi la dimensione di questa operazione. Noi ritorniamo alla cronaca giudiziaria, un fatto di sangue che aveva sconvolto Treviso, l'omicidio di Fiera. Nelle scorse ore udienze in corte d'assise con una svolta davvero clamorosa sul movente del delitto. Si tratta del video di una delle aggressioni subite da Rajip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara, ucciso a Fiera nei pressi del bar La Musa in viale 4 novembre, in quella che per la procura è stata un'azione punitiva. Immagini queste che secondo l'accusa dimostrerebbero gli antefatti che avrebbero innescato la scintilla. Tutto sarebbe nato in Kosovo da un fatto familiare. La figlia della vittima sarebbe stata costretta ad abortire dall'ex fidanzato, fatto che avrebbe scatenato una serie di episodi di violenza. Effettivamente ci sono dei fascicoli presso i tribunali del Kosovo che attestano queste situazioni. Il problema sarà verificare se effettivamente l'omicidio di cui stiamo parlando ha in qualche modo avuto una scaturigine da quei fatti. In un certo qual modo sembra esservi un collegamento, al momento forse un po' sottile, però probabilmente ci sarà da approfondire. Questo potrebbe cambiare di fatto lo scenario. Ci potrebbe essere il rischio di individuare un'aggravante diversa rispetto a quelle contestate e quindi anche più grave il fatto omicidiario rispetto a quello che oggi viene contestato. Quello della premeditazione? Certo, se dovesse emergere un collegamento di questa natura c'è la possibilità di una contestazione nuova. In aula a raccontare questi episodi il figlio della vittima, Kastiot Kolgeci. Dopo vari pestaggi fra le due fazioni in Kosovo, l'ex fidanzato della sorella avrebbe assoldato Afrim Manksuka promettendogli del denaro se avesse ridotto Kastiot su una sedia a rotelle. L'Afrim aveva assolutamente respinto al mittente questa proposta di vendetta. A questo poi va ad aggiungersi un prestito di 500 euro che Kastiot avanzava da un protetto di Manksuka. In Italia le due fazioni hanno iniziato ad incontrarsi fino al tragico 12 ottobre, a quella che ormai viene definita l'azione punitiva finale. Manksuka avrebbe ordinato alla vittima di chiedere scusa davanti a tutti. Al rifiuto è scoppiata la rissa terminata nel delitto. Secondo l'accusa, Afrim Manksuka, 52 anni, anche lui kosovaro, accoltellò Kolgeci alla gamba perforandogli l'arteria, mentre il nipote, il 33enne Valmir Gashi, lo colpì con una mazza in testa. Il mio assistito nega categoricamente innanzitutto la ricostruzione dei fatti che sono stati oggi raccontati, riferiti in udienza dal testimone, nega assolutamente di aver colpito in alcun modo il Kolgeci Rajip e nega assolutamente di essere stato armato nel corso della rissa. La prossima udienza il 17 aprile. La nostra Daniela Sizia, che ci ha raccontato di questo caso, si trova in tribunale a Treviso anche oggi e ci riferisce di una storia della quale torneremo a parlarvi nell'edizione serale, una brutta storia che arriva dalla Castellana. Per 6 anni, dal 2014 al 2019, un uomo si sarebbe approfittato della nipote spingendolo ad avere incontri sessuali. Non entro ovviamente nel merito delle singole accuse, appunto accuse che sono state mosse dalla procura di Treviso a quest'uomo, un operaio castellano di 56 anni, zio per l'appunto della vittima, che è finito a processo per atti sessuali con minorenne, la quale dopo gli abusi aveva avuto svariate problematiche anche di disturbi alimentari. A portare a galla la vicenda è stata la psicologa della scuola superiore che frequentava la giovane, con cui appunto si è
confidata dopo un lungo periodo di silenzio. Vi dicevo, su questa storia torneremo questa sera con la nostra Daniela Sizzia, e noi adesso andiamo a Mestre, dove continuano le spaccate. Mestre senza pace, soprattutto la zona di via Piave, ma questa volta la giustizia sembra aver fatto il suo corso. Un nigeriano è stato espulso. La polizia ha rintracciato un cittadino di nazionalità nigeriana sospettato di numerose condotte delittuose che gli erano valse, oltre a diverse denunce, anche un foglio di via obbligatorio dalla città di Venezia emesso dal questore. In particolare, verso la metà di marzo avrebbe tentato delle spaccate ai danni di alcuni esercizi pubblici. Nei confronti dell'uomo, irregolare in Italia e con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato disposto un provvedimento di espulsione seguito immediatamente ad un trasferimento al CPR di Gradisca di Sonzo. La questura sottolinea come quest'ultimo accompagnamento di uno straniero irregolare con vari precedenti penali si aggiunga ai precedenti 21 effettuati dalla Polizia di Stato di Venezia da inizio anno, cui devono sommarsi 91 provvedimenti di espulsione e 9 rimpatri diretti nel territorio di origine effettuati dalla Questura di Venezia. Un dato in netto aumento rispetto a quello dell'anno precedente. Nei primi mesi del 2023 erano state effettuate 65 espulsioni ed un rimpatrio. Da via Piave a Mestre al quartiere San Lazzaro di Vicenza. Anche qui parliamo di degrado e sicurezza con Daniele Garbin. Guerra al degrado al quartiere San Lazzaro, sull'accesso ovest della città. Nonostante gli interventi pubblici e privati e i risultati ottenuti in questi ultimi anni, incombe ancora una grande struttura immobiliare abbandonata, l'ex Hotel Europa. Una struttura su 4 piani con oltre 100 stanze che sarebbe dovuta diventare un albergo a 4 stelle, che giace invece abbandonato in questo stato da circa 7 anni. In questa zona tristemente nota per fenomeni come prostituzione e spaccio di droga, questo edificio è tornato ad offrire riparo a balordi e senza fissa dimora. Un epilogo che preoccupa residenti e commercianti, costretti a convivere in questa situazione senza prospettive certe di miglioramenti imminenti. Degrado delle strutture vuol dire degrado della zona e degrado delle persone che vanno dentro a vivere in quelle situazioni. I nostri politici dovrebbero guardare un po' a salvaguardare la nostra sicurezza, perché se le persone arrivano a fare e compiere questi atti c'è anche un perché, no? E quindi sì, dovremmo essere tutelate, in primis noi commercianti. L'ingresso della città in questa parte ovest è migliorato tantissimo anche in occasione delle nuove costruzioni che sono state fatte, e purtroppo abbiamo questo degrado che abbiamo alle nostre spalle e ci auguriamo che in questi nuovi eventi sia le proprietà che le varie istituzioni possano correre ripari per vivere meglio di tutto il nostro quartiere e dell'ingresso della città. In situazioni simili nel recente passato si è assistito all'intervento congiunto di Comune e Questura imporre ai proprietari di edifici abbandonati lavori di bonifica e chiusura degli accessi. I cittadini del quartiere ora chiedono alle autorità provvedimenti analoghi anche per questo caso. Chiediamo a questo punto che si possa intervenire, perlomeno se non si vende, se non si fa niente nella zona dell'ex hotel, perlomeno blindare la casa, blindare l'albergo in modo che non possano esserci persone che entrano, anche perché è veramente pericoloso. Pensare di entrare lì dentro alla sera è molto rischioso. Concordo in pieno. Proprio murare tutto, far sì che non possano, perché finché lasciano così pian piano dopo, ed è un peccato perché si inizia un lavoro e dopo si lascia sempre comunque a metà. Così in quartiere San Lazzaro a Vicenza. Io vi ricordo un'altra notizia del giorno, l'incidente del cavalcavia, la strage del bus a Mestre. Era il 3 ottobre dell'anno scorso, una data che nessuno può dimenticare. Non solo in Veneto è morta la turista spagnola ricoverata appunto dallo scorso 3 ottobre all'ospedale di Padova, con il presidente della regione del Veneto Luca Zaia che dice: abbiamo sperato fino alla fine. Tra l'altro io vi ricordo che resta ricoverata anche una bambina a Padova, e quindi insomma quello strascico di dolore, di angoscia non è ancora
non è ancora finito, è finita l'emergenza, ma le conseguenze di questo disastro sono ancora molto presenti, ahimè e ai noi. Allora, così dunque a Mestre, tra l'altro l'altra notizia che arriva dal Padovano, ve l'ho detta e ridetta, ma insomma c'è una comunità sotto shock, quella di Trebaseleghe. Nell'incidente di Pasqua Valentina è morta, questa giovane donna che ha donato gli organi e che nello schianto aveva perso anche la bimba che portava in grembo di 5 mesi. Noi siamo pronti a parlare anche di economia, dei nostri soldi, di quello che ci rimane in tasca. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, Mauro Schileo, lo conoscete tutti, è il nostro consulente di fiducia. Con Schileo fra pochissimo parleremo di temi caldi, caldissimi. È vero che i tassi di interesse scenderanno nei prossimi mesi o ce la stanno raccontando? Con Schileo faremo il punto fra poco. Di nuovo in diretta, ci siamo lasciati con un interrogativo aperto che riguarda tanti, davvero tanti, perché poi riguarda le spese vive di ogni famiglia, i grandi così come i piccoli investitori. Scenderanno o non scenderanno questi tassi di interesse? Siamo sulle montagne russe ormai da anni, dal Covid in poi, Covid cui si sono sommate le varie crisi geopolitiche, e tutti stanno scommettendo sul fatto che la BCE taglierà questi tassi di interesse. Però noi vogliamo vederci chiaro, per questo ci affidiamo come sempre al nostro consulente di fiducia che già vi ho presentato, Mauro Schileo. Buongiorno di nuovo Schileo. Buongiorno. Io le faccio una domanda, mi rendo conto da $1 milione, anzi di euro, però scenderanno o non scenderanno questi benedetti tassi? Allora, bisogna considerare alcuni aspetti, nel senso non c'è un unico fattore che concorre alla discesa dei tassi. Il motivo per il quale la Banca Centrale Europea e la Fed, che è la Banca Centrale Americana, tengono al momento i tassi elevati è per contenere l'inflazione. Quindi, che cosa concorre all'inflazione? Diverse cose, tra cui negli ultimi giorni abbiamo visto il prezzo del petrolio che continuerà a rimanere alto, visto che l'OPEC ha già annunciato di tagli della produzione che terranno i prezzi alti. Questo incide sull'inflazione. L'inflazione, che è il male da combattere da parte della Banca Centrale Europea, viene combattuto mantenendo alti i tassi. Perché? Perché i tassi alti disincentivano le famiglie agli acquisti e quindi a ricorrere al credito. Motivo per il quale minori acquisti generano un rallentamento al mercato. Questo rallentamento al mercato poi si riflette sulla finanza, e questo è un po' un meccanismo spiegato in maniera molto semplicistica. Oggi siamo arrivati ad un momento in cui l'inflazione è molto vicina al target dichiarato da Banca Centrale Europea del 2%, oggi siamo al 2,3% di inflazione. Arrivati al 2%, Banca Centrale Europea intende tagliare i tassi, salvo che però ad oggi ci sono alcune notizie che potrebbero allungare un pochettino la scelta di tagliare questi tassi. Uno su tutti appunto il prezzo del petrolio, che sembra non voler scendere da questo punto di vista. Oggi sapere quanto la Banca Centrale Europea taglierà e se taglierà, allora secondo me sicuramente andrà a tagliare i tassi, perché questo livello incide in maniera pesante sulle tasche delle famiglie e il rischio è di cadere in una recessione. Quindi questo è un aspetto che Banca Centrale Europea sicuramente vuole evitare, però il rischio di abbassare i tassi troppo velocemente potrebbe riportare il rischio di un'inflazione elevata, quindi si trova un po' tra incudine e martello. Probabilmente taglierà i tassi, ma non con la velocità che ci aspettavamo a inizio anno, probabilmente lo farà con una gradualità in un modo un po' più morbido, ecco, potrei definire così. Quindi insomma non sarà nelle tempistiche previste, ci vorrà più tempo, mi pare di capire. Leggevo su un quotidiano economico agosto 2024. Sì, perché non è soltanto il taglio, perché diciamo che quando si parla di taglio dei tassi non è che dalla mattina alla sera i tassi verranno dimezzati. Oggi siamo al 4,75%, tagliare i tassi da oggi a domani non è così che funziona, è un percorso di graduale riduzione dei tassi. Perché altrimenti si rischia di innescare altrimenti l'inflazione, il trimestre successivo riparterebbe l'inflazione e ritorneremo esattamente al punto a capo. Allora, non è soltanto
quando taglierà i tassi, ma anche quanto e in quale modo, perché facesse 3 tagli in un anno, 5 tagli in un anno, di mezzo punto, di un punto, cambia. Questo è un po' lo scenario, quindi sicuramente i tassi andranno a scendere secondo me. Il punto è come, probabilmente con una gradualità un po' più bassa rispetto a quello che si era preventivato a inizio anno. Gli analisti oggi hanno rivisto le stime del taglio dei tassi con una contrazione di questi. Tradotto, la Banca Centrale Americana, la Fed, ha già dichiarato che quest'anno, l'ha dichiarato proprio ieri, probabilmente farà solo un taglio di tassi di 3 che ne aveva già programmati. Questo sempre per ragionare sull'inflazione. Schileo, chi ha mutui a tasso variabile deve aspettare ancora un po'. Deve attendere ancora un pochettino per poter beneficiare della riduzione di tasso. Certamente questo è un evento che avverrà, anche perché, ripeto, sono insostenibili a questo livello prolungati per lungo tempo, perché porterebbero ad una recessione profonda. Certo che questo però fa il paio con un altro aspetto, perché questi tassi offrono anche opportunità da un altro punto di vista. Esempio, il mercato obbligazionario beneficia di questo. Il taglio dei tassi, i tassi alti permettono ai BTP di essere un ottimo investimento in questa fase, perché comunque permettono rendimenti elevati, quindi c'è anche qualche strumento finanziario che permette di coprirsi da questo caro vita e di coprirsi da questa inflazione dovuta insomma, a tutti questi fattori. E parliamo di strumenti finanziari, certo. Lo dico al pubblico a casa, tendenzialmente sicuri, perché i BTP sì, di fatto tendenzialmente lo sono, insomma. Sì, di fatto sì, hanno un grado di rischio basso, definiamoli così, insomma. Poi dipende anche molto dalle scadenze, da quanto lunga è la scadenza, ci sono diversi ragionamenti. Io consiglio sempre di fare un'analisi con un professionista, per il semplice motivo che la finanza non è una materia semplice, il fai da te spesso e volentieri porta a errori, non tanto a errori di per sé nell'acquisto degli strumenti finanziari, ma nella poca conoscenza di come funziona, dei tempi, dei rischi, a sottovalutare spesso i rischi. Questo è uno degli aspetti principali. Le persone guardano soltanto alla performance, a quanto mi farà guadagnare quel titolo, ma non a quanto mi sta facendo rischiare correlato al guadagno. Mi pare di capire che, visto che l'approccio della BCE sarà graduale, questi investimenti, questi BTP dovranno avere necessariamente una durata medio-lunga. Tendenzialmente, secondo me, oggi un BTP con una durata medio-lunga, che poi beneficerà di questa riduzione dei tassi, oggi offre ancora una buona finestra d'ingresso per essere acquistato. Certo, il rendimento già di per sé con la cedola non è affatto male. Poi però c'è anche l'altro aspetto, il rendimento in conto capitale, che sarà comunque impattato da questa politica di taglio dei tassi. Oggi chi non ha fretta di marginare, di portare a casa performance immediatamente, può ancora contare sul supporto dei titoli di Stato. Senta, Schileo, possiamo fare un esempio proprio a livello numerico? Prendo un BTP al 2040, con scadenza al 2040, oggi all'incirca quota intorno ai 110. Significa che io compro un BTP che oggi quota 110 e che paga una cedola annuale del 5%. Questo è un titolo negoziato a mercato, liquido, che chiunque può acquistare. Nel momento in cui la BCE dovesse tagliare i tassi, ovviamente le mie sono previsioni insomma, che non sono perfette, perché non conosco di quanto taglierà i tassi la BCE e in che modo impatterà sui BTP, ma è evidente che il taglio dei tassi porterà un apprezzamento del titolo in conto capitale, e quindi questo titolo che oggi vale 110 potrebbe andare a valere 112, 115, 120, cioè salire. E nel frattempo permetterà al cliente di guadagnare una cedola del 5% all'anno. Ovvio che se questi tassi, malauguratamente, la BCE dovesse alzarli, porterà anche al rischio di far scendere la quotazione del BTP. Quindi è difficile in questo scenario pensare che la Banca Centrale Europea alzi ulteriormente i tassi. Con ottima probabilità li andrà a tagliare, insomma, la discussione sul tavolo è di quando li taglierà, non se li taglierà. Quindi oggi, ripeto, comprare titoli di Stato ancora permette, con scadenze lunghe, ancora permette di andare a beneficiare di un extra rendimento oltre alle cedole. Ovviamente tutto questo va fatto sempre con un certo grano salis e con buon senso. Ma queste cedole vanno reinvestite?
Dipende, questa è una scelta del cliente. Oggi io personalmente prendo il mercato dell'azionario cinese, che è molto sottoquotato. È difficile pensare che la Cina da qui a qualche anno sia un mercato più contenuto rispetto a quello attuale, ha una potenzialità di crescita enorme. Le cedole di questi investimenti probabilmente potrebbero essere reinvestite in qualcosa di più rischioso, visto che è un extra profitto. Io spesso volentieri suggerisco ai clienti magari di valutare l'acquisto di un mercato azionario con i rendimenti derivanti dai titoli. Questo è una strategia che poi nel lungo termine premia particolarmente. Lo capite benissimo, le variabili sono tantissime, variabili soprattutto geopolitiche. Una di queste ci riguarda da vicino, riguarda il manifatturiero, ma riguarda anche i nostri porti, i porti di Venezia, il porto di Trieste. Sto parlando della crisi di Suez. Proprio con la nostra redazione triestina, con Bernardo Gulot, facciamo il punto dei traffici. Dopo un inizio d'anno di notevoli difficoltà logistiche ed economiche, la situazione dei traffici marittimi verso l'Europa sta dando segni di miglioramento. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e il conseguente dirottamento di molte navi che hanno scelto di circumnavigare l'Africa per evitare di essere coinvolte nella situazione di tensione imboccando la rotta verso il canale di Suez sono ancora nel vivo e a risentirne, come riferisce Antonio Maneschi, leader del gruppo Maneschi, sono i consumatori finali. Se lei considera che il 15% del traffico mondiale marittimo passa da Suez e il 30% di quello container passa da Suez, è chiaro che un effetto c'è. Tutto questo purtroppo porta degli aumenti dei costi che poi alla fine si riverberano sui consumatori. In un momento in cui c'è una spinta inflattiva ancora abbastanza forte, e questo lo si vede anche dai tassi. E oltretutto, se andiamo a vedere gli indici di fiducia dei consumatori, sono circa il 15% più bassi della media europea negli ultimi anni. È chiaro che un aumento dei costi, anche quelli del trasporto marittimo, non aiuta i consumi. Di concerto a ritardi nelle consegne, aumento di costi e diverse strategie commerciali, Maneschi solleva un ulteriore aspetto, ovvero quello ambientale. Più tempo di percorrenza equivale a maggiori emissioni e consumi di carburante. Avendo aumentato di così tanti giorni la navigazione, proprio nel momento in cui tramite tutta una serie di politiche europee ma anche internazionali si sta cercando di perseguire sostanziale decarbonizzazione dei trasporti, e questo invece, allungando il viaggio, è logica che purtroppo si impatta negativamente sull'ambiente. Questa è la fotografia, l'analisi di Antonio Maneschi, che è componente del CDA di Trieste Marine Terminal, quindi una delle realtà principali a livello nazionale. Quindi è una fotografia tutto sommato positiva rispetto a quello che in qualche maniera si era preannunciato a inizio anno, ma le variabili geopolitiche, le variabili internazionali, Schileo, sono tantissime. Sì, diciamo che il tema geopolitico impatta sempre i mercati. Uno degli aspetti, secondo me, che prossimamente avranno un impatto sui mercati saranno le elezioni del presidente americano. Sappiamo che a novembre avremo questa notizia. Di fatto, secondo me, è uno degli aspetti che va preso in considerazione nell'impostare un portafoglio oggi, nel scegliere una strategia, anche perché non è una scelta on-off 100-0. Un portafoglio si può costituire con più serbatoi all'interno, quindi la diversificazione è importante. Un cliente una persona, una famiglia, dovrebbe capire quale parte del portafoglio vuole destinare a rischio, quale vuole destinare a rendimento dovuto a cedola, quale mettere in sicurezza. Insomma, essere intermediati da un professionista può sempre aiutare in questi casi. Diciamo che a ovest le elezioni americane, a est la Cina, Taiwan, e sappiamo che in questi giorni si è riacceso quel fronte. In mezzo abbiamo il Medio Oriente, l'Ucraina, la crisi di Suez, non ci manca niente.
Certo, è un periodo molto caldo, ma ripeto, con il dovuto grano salis offre anche molte opportunità, quindi non ci sono solo rischi a mercato. E opportunità anche per i piccoli investitori, per piccoli risparmiatori. Ognuno, vedi, il bello del mercato finanziario è che va a percentuale, quindi di fatto, voglio dire, ognuno secondo le proprie economie, finanze e tasche, insomma. Mauro Schileo, grazie per questi consigli molto franchi. Abbiamo parlato dei tassi BCE e sicuramente ci aggiorneremo su questo nei prossimi mesi, perché va tenuto il polso di questa situazione che riguarda la pelle viva di tante famiglie, di tante imprese, perché poi è un tema che riguarda anche le imprese. L'impresa che può accendere mutui, che ha liquidità, è un'impresa che innova e può andare avanti. L'impresa che è strozzata ovviamente si blocca, si ferma. La scelta di accendere un finanziamento, un mutuo, è una scelta importante, impatta in maniera sensibile l'economia di aziende e famiglie, quindi voglio dire, questo è un tema particolarmente caldo. Infatti non a caso BCE manovra i tassi proprio per pilotare il mercato in modo tale da dare una stabilità al mercato. Certo che, ripeto, può impattare positivamente o negativamente sui portafogli. Grazie ancora Schileo, siamo alle battute conclusive. Vi ricordo i fatti della giornata, la maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura Europea, una maxi truffa a valere sui fondi del PNRR, 600 milioni di euro sequestrati in via preventiva, 22 persone arrestate. E poi il bilancio tragico della strage del bus di Mestre e del 3 ottobre scorso. È morta all'ospedale di Padova la turista spagnola 52enne che era rimasta ferita con il fratello proprio in quel tragico incidente, con Luca Zaia che dice: abbiamo sperato fino alla fine. Oggi apprendiamo che resta ricoverata a Padova una piccola turista ferita. E poi appunto il dolore di Trebaseleghe per la morte di Valentina. Non ci sono più speranze per questa donna che appunto era rimasta coinvolta in un incidente a Pasqua nel grembo, aveva una bimba di 5 mesi. È tutto, noi ritorniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Saluto e ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Francesca Pezzo. Subito dopo il meteo c'è il grande film di Media Nord-Est. Per il momento è tutto, buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Graduale rinforzo dell'alta pressione, sinonimo di tempo stabile e rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 aprile ci mostra un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In pianura e nelle valli prealpine al primo mattino avremo locali foschie. Temperature in contenuto aumento, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 16 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, al pomeriggio però sarà probabile una maggiore nuvolosità sulle prealpi con anche delle deboli piogge. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube residua al mattino, ma che si dissolverà rapidamente lasciando spazio al sole. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.